ringrazio i colleghi della direzione del turismo che hanno organizzato l'evento di oggi, in particolare vedo qua Stefan per l'invito e quindi loro li ringrazio perché anche sono molto attivi sul tema del digitale e sono una delle direzioni con cui stiamo facendo tantissime cose, quindi grazie veramente dell'invito. Ovviamente ringrazio anche Veneto Innovazione, Union Camere, Fondazione Comunica che organizza ormai da diversi anni questo appuntamento fisso, costante, che è diventato un punto di riferimento importante per tutti gli operatori di questo settore così strategico per l'economia del Veneto. Io ho preparato alcune slide, vediamo se riusciamo a farvele vedere, dovreste vederle. Sì, le vediamo. Perfetto. Vediamo se riesco anche a vedere a schermo intero, così le vedete meglio. Ecco, sì, il compito che mi avete affidato è un compito importante, provare a raccontarvi che cosa è emerso da questo percorso dell'agenda digitale del Veneto senza, passatemi la battuta, non spoilerare troppo, perché l'idea è quella di poi organizzare un grande evento a gennaio di presentazione. Però vi posso raccontare che è stato un viaggio estremamente interessante. Siamo partiti il 20 settembre da Rovigo affrontando un tema strettamente connesso al tema del turismo, che era il ruolo del digitale nel mondo della cultura. Abbiamo concluso lunedì scorso con un evento a San Donà di Piave sul tema digitale e pubblica amministrazione. In mezzo ci siamo occupati, come abbiamo detto poc'anzi, anche di turismo il 25 ottobre e abbiamo veramente fatto un percorso stimolante, interattivo, abbiamo incontrato più di 750 persone, abbiamo organizzato circa una trentina di laboratori di co-design in cui c'era sempre un facilitatore che raccoglieva indicazioni. Il tema del turismo è stato, come dicevo prima, organizzato e affrontato a Treviso nell'ambito dell'Innovation Lab di Treviso, e dove abbiamo organizzato un momento di confronto con tutti gli stakeholder, lavorando su 3 temi: organizzare e gestire l'offerta turistica sul digitale col DMS, conoscere e intercettare la domanda turistica sul digitale e la blockchain a supporto del PMI del Veneto. Questo è un po' il contesto in cui ci siamo mossi. L'idea della presentazione mia di oggi è poi raccontare veramente per sommi capi che cosa è emerso, partendo però secondo me da alcuni aspetti cruciali. Molto di questo è stato fatto, cioè molte cose sono state fatte in Veneto in questo periodo, ovviamente nel mondo del turismo lo conoscete forse meglio di me. Quello che mi preme oggi raccontarvi è magari provare a dare una visione d'insieme di elementi, oggetti che esistono, precondizioni le potremmo chiamare, per far fare quel salto al settore turismo, per farlo diventare quell'ecosistema digitale che era uno dei temi centrali che è emerso nell'incontro di Treviso. Ecco, quindi se mi permettete io poi ho costruito una presentazione proprio orientata a questo aspetto. Quali sono gli elementi che già esistono e che possono accelerare, facilitare la realizzazione completa e compiuta di questo ecosistema digitale? Prima di entrare in questa parte, vi do però 3 flash che secondo me sono importanti e che riguarderanno un po' la nuova agenda digitale del Veneto tout court. Il primo flash è che tutti si aspettano un documento che sia ovviamente di orizzonte, quindi traguardato al 2025, ma deve essere comunque un documento contemporaneo, in grado anche di risolvere i problemi di oggi. Spesso questi documenti di pianificazione guardano molto avanti, ma spesso magari si dimenticano quando danno meno importanza al breve. Ecco, questo è un requisito, un prerequisito che è emerso da questo nostro tour. Un secondo prerequisito di carattere generale, ma secondo me molto importante, è che, passatemi un po' la semplificazione, da tutti i lavori di tutti i gruppi, da questi 9 tavoli, da questi 9 appuntamenti che riguardano turismo, PA, cultura, imprese, formazione, industria 4.0 e quant'altro, mobilità primario e quant'altro, emerge ormai una chiara consapevolezza che non ci vogliamo più accontentare di un digitale tout court, cioè non ci basta approcciarsi, entrare e utilizzare servizi digitali purché siano digitali. Abbiamo bisogno di quello che io chiamo di un digitale Luca?
finalizzato, cioè la nuova generazione di progetti non è uno strumento generico, ma deve essere finalizzato a finalità importantissime. E 3 sono le grandi finalità che sono emerse e su quale stiamo cercando anche di raggruppare un po' gli spunti. La prima grande finalità è quella ovviamente dell'attrattività del territorio. Dentro l'attrattività del territorio c'è l'attrattività ovviamente delle nostre città, ma c'è l'attrattività dei nostri siti turistici, dei nostri servizi e quant'altro. Una seconda grande finalità per cui il digitale deve essere strumento efficace ed efficiente è la sostenibilità ambientale. C'è un tema fortissimo ed è emerso trasversalmente in tutti questi incontri in cui il digitale deve essere finalizzato a garantire maggiore sostenibilità ambientale. E poi c'è un tema ancora più forte, forse che la pandemia ha rafforzato ancora di più, di un digitale rivolto alla coesione sociale, alla coesione territoriale e quant'altro. Ecco, il digitale diventa leva fondamentale per mettere assieme territori tra loro separati, comunità magari che hanno difficoltà, per potenziare rapporti, quant'altro. Ecco, quindi la nuova agenda digitale non si accontenterà di diffondere, approcciare, sostenere un digitale generico, ma vorrà puntare a favorire questo digitale che lo chiamo finalizzato, focalizzato su questi 3 grandi sfide di cambiamento: attrattività, sostenibilità, coesione sociale. Ovviamente questo deve essere un obiettivo strategico di ampio respiro che poi deve tradursi in azioni e in quello che noi chiamiamo attività o driver trasversali. Ne sono emersi 3, ma non ne voglio entrare oggi nel dettaglio, però secondo me sono 3 aspetti importanti, anzi 4. Il tema dei servizi, una nuova generazione di servizi personalizzati, semplici e quant'altro. Il tema dei dati. Se noi vogliamo raggiungere soprattutto un Veneto sostenibile, il tema dei dati diventa cruciale e il tema dei dati in questo caso va in senso della circolarità del dato, della condivisione, della data governance e quant'altro. Il tema delle infrastrutture, dove non si pensa solo a banda ultralarga, ma pensiamo a nuovi modelli di infrastrutture, non solo di supercalco, ma anche infrastrutture territoriali di innovazione. E il quarto punto, che non ci possiamo dimenticare, anche perché è quello che emerge anche, ed è ovviamente confermato dalle statistiche, penso all'ultimo rapporto DESI della settimana scorsa, di venerdì scorso, sul 2021, il tema delle competenze. No? Questi sono i 4 driver su cui la nuova agenda digitale dovrà lavorare per raggiungere quelle finalità strategiche che dicevo prima. Però, e questo è il tema su cui vi voglio portare a riflettere, o quantomeno condividere con voi le mie riflessioni, molte cose ci sono. E di queste cose che ci sono io provo a farvi una carrellata, perché ieri ho visto che avete presentato anche la ricerca sul nuovo ecosistema digitale del Veneto, l'ho trovata, me la sono fatta passare, io non ho potuto partecipare e stamattina alle 6:30 la studiavo con grande attenzione perché l'ho trovata estremamente interessante. Ecco, questo ecosistema digitale del turismo del Veneto può partire, secondo me, da tanti asset, molto c'è da fare ovviamente, su questo siamo d'accordo, ma ci sono tante cose e alcune cose che magari non sono strettamente del mondo turistico, ma che sono nel sistema, diciamo, dell'agenda digitale, possono diventare una risorsa importante. Io ne ho messo 5 grandi temi, poi ve li racconterò brevemente. Il tema dei dati, i temi delle piattaforme di API management, i temi dell'open innovation, i temi delle competenze digitali e i temi della data governance. Proviamo a vederli. Partiamo dai dati. Ne abbiamo già un sacco, non ci bastano mai, ne potremmo avere di più, però ce ne sono già abbastanza, ce ne sono già tanti che potremmo utilizzare. Per esempio, noi abbiamo nel nostro portale Open Data una serie di dati turistici, siamo riusciti anche con la direzione statistica a mettere in Open Data tutti i dati turistici che loro producono periodicamente, e questo è un primo elemento. Ma ci sono tantissimi altri dati, grazie anche al DMS che la direzione del turismo sta promuovendo con grande successo sul territorio. Penso ai dati oppure ai dati della cultura, 30.000 fonti raccolte nel portale della cultura, piuttosto che a un'iniziativa che si basa sempre su un approccio di open data di Veneto Outdoor che raccoglie i sentieri. Ecco, non bastano, anzi l'idea su cui la nuova agenda digitale sta lavorando è quella di
costruire le condizioni perché il dato che qualcuno produce in Veneto ritorni in Veneto o venga in qualche modo usato dal contesto territoriale che lo produce, perché il nostro territorio produce tantissimi dati, ma poi diventano appannaggio di pochi grandi operatori. L'idea di qualche modo di riappropriarsi quantomeno di una parte di questi dati secondo noi è fondamentale, però c'è già una buona cultura del dato, si può fare di più ovviamente, ma questo è un asset da cui partire. Parallelamente, da circa un anno abbiamo anche attivato una piattaforma di API management. In questo caso le API sono il nuovo, così, il futuro di quella parola che per molti anni abbiamo sentito raccontare come la panacea della digitalizzazione, cioè il tema dell'interoperabilità delle banche dati. In realtà adesso si parla di API perché è uno strumento molto più flessibile, che favorisce l'integrazione, ma soprattutto perché se noi riuscissimo ad aprire e a mettere attraverso dei web service le nostre banche dati a disposizione non soltanto della pubblicazione, ma anche delle terze parti, di tutti gli stakeholder, degli operatori del settore, noi potremmo effettivamente favorire quella data economy che rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia futura. Ecco, noi abbiamo un'infrastruttura di open data e di API management attiva, in questo momento è a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni, la stiamo portando avanti con finanziamento europeo. Ci sarà la possibilità per tutti anche gli sviluppatori sviluppare nuove API da mettere attraverso un portale dedicato e da mettere sopra questa infrastruttura per sviluppare nuovi servizi. Ecco, partiamo dai dati, ma questi dati vanno fatti circolarizzare. L'infrastruttura di API è un elemento di questa circolarizzazione e quindi diventa un aspetto fondamentale di questa strategia dell'ecosistema. Poi, però, questi dati, questi servizi da qualcuno vanno presi e va fatta innovazione sopra questo aspetto. Ecco, la regione Veneto, prima in Italia fra le regioni, ha 14, perché ne avevamo finanziati 10, adesso sono diventati 14, spazi di open innovation, cioè spazi in cui il modello famoso delle 4 eliche, passatemi qua un po' di teoria, ma ormai è il linguaggio comune per gli addetti ai lavori, in cui pubblica amministrazione, università, imprese e cittadini si siedono attorno a un tavolo assieme e partendo da un oggetto, in questo caso i dati, costruiscono nuovi servizi, esiste. Ne abbiamo 14, chi più avanti, chi più indietro, questi sono distribuiti sul territorio, ma questi Innovation Lab esistono e il tool dell'agenda digitale ha voluto proprio passare per questi spazi di innovazione proprio per raccontarli a tutti. Ne abbiamo visti 9, purtroppo non siamo riusciti a vedere tutti, 10 sono finanziati dal Fondo Europeo Porfes, 4 siamo riusciti a finanziare da risorse regionali, quindi abbiamo finanziato tutti quelli che avevano presentato domanda. Siamo contenti perché questa diventa un'infrastruttura importantissima, perché se c'è un luogo che si candida a diventare luogo di innovazione partendo dai dati e per fare delle sperimentazioni attive dei dati e dei servizi nuovi, questi sono gli Innovation Lab. Ce ne sono diversi, come vedete sono tutti distribuiti su tutto il territorio, ma questo diventa un altro aspetto fondamentale. Abbiamo i dati, abbiamo una piattaforma che fa la circolazione dei dati, ma abbiamo anche dei luoghi in cui sperimentare cose nuove, tra giovani, start-up, PA, imprese. Ci basta, non ci basta ovviamente, questo sistema, questa infrastruttura di innovazione va condivisa e va messa a rete con le università, con gli incubatori e quant'altro. Però questo è un altro aspetto fondamentale se vogliamo andare verso quella strada di ecosistema digitale che citavamo prima. Ovviamente poi vanno create delle occasioni per fare queste cose. Ecco, col finanziamento di prima noi finanziamo anche degli hackathon, ovviamente sono i Single Innovation Lab che li portano. Qui vi cito uno degli ultimi hackathon a cui, scusate che qua si è intrusa il calendar. Uno degli ultimi hackathon a cui ho partecipato, ma ce ne sono stati diversi, proprio finalizzato sul tema del turismo. In questo caso il turismo in una località particolare, Rovigo, l'Urban Center di Rovigo, un mese fa ha fatto un hackathon di 2 giorni, partendo dai dati aperti, coinvolgendo circa una ventina tra start-up, nuove idee, associazioni, proprio per capire quali nuovi servizi nel mondo del turismo si potevano fare per rendere un territorio, in particolare la nostra regione, molto significativo come quello dell'Udigino, attraente. Ecco, abbiamo quindi i dati, abbiamo un sistema di circolazione, abbiamo degli spazi in cui fare innovazione, poi però dobbiamo creare dei momenti, bisogna far sì che questa roba, come qualcuno dice, si cristallizzi, si consolidi, si creano delle opportunità di messa a regime delle migliori intelligenze,
distribuite e collettive del nostro territorio. Ecco, con questi Innovation Lab noi riusciamo anche a finanziare, nel limite del possibile, a realizzare questi momenti di hackathon, ma che è una delle diverse forme che abbiamo a disposizione, ovviamente. Ce ne sono diverse, chi si occupa ovviamente come Stefano, di startup, sa che ce ne sono diverse tante altre, però può essere uno dei modi con cui effettivamente questo ecosistema del turismo incomincia a far crescere anche i singoli servizi, soprattutto quelli nuovi. C'è un tema che ci appassiona a tutti, che ci riguarda a tutti, è il tema delle competenze. Assieme all'Innovation Lab noi siamo riusciti a aprire e a sostenere circa 125 palestre digitali. Mentre l'Innovation Lab sono dedicati a fare Open Innovation, le palestre digitali sono dedicate a fare sviluppo di competenze digitali. Ovviamente in primis per cittadini, ma non solo per cittadini. Qui sono spazi anche questi attrezzati dove si può fare co-design con i cittadini, quindi lavorare assieme a loro con i nuovi servizi, dove assieme ai cittadini si possono verificare, questo è l'elenco delle diverse palestre aperte per singolo Innovation Lab, con loro le funzionalità, si possono fare tantissime cose, ovviamente, avendo, come dire, anche un time to market, un tempo di test bassissimo. Ogni tanto ci inventiamo tante cose, ma è una risorsa che il territorio ha. Se io sviluppo un nuovo servizio e magari lo voglio far testare, far capire, far provare, posso chiedere magari a un Innovation Lab assieme a un paio di palestre digitali, mi date una mano a capire se questo servizio, queste cose e quant'altro funziona. E questo può essere una funzione delle palestre digitali. Un'altra funzione che va tantissimo in questo momento è che le palestre digitali sono laboratorio di assistenza. Parte un nuovo servizio della pubblica amministrazione, ma perché no, del mondo del turismo, e una persona può andare lì e trovare qualcuno che lo aiuta a fare un pagamento, a scaricarsi Speed, a accedere a un portale, a fare una prenotazione magari di un biglietto aereo piuttosto che di un albergo e quant'altro. Sono spazi quindi in cui c'è anche assistenza. Perché poi abbiamo visto che noi possiamo investire moltissimo sull'offerta di servizi, sul nostro ecosistema, ma se poi la domanda, in particolare in questo caso ci rivolgiamo alla domanda locale, non è pronta, rischiamo ovviamente di non portare a casa al massimo le nostre potenzialità. Vi cito una cosa anche qui che oggi pomeriggio stasera facciamo, in queste palestre digitali inizia un percorso che noi abbiamo chiamato workout digitale, esercitiamoci assieme, e andiamo in 12-13 di queste palestre di prossime settimane a fare dei micro laboratori di un'ora per insegnare ai cittadini come si paga, come si usano le funzionalità di Pago PA, di MyPay, paga per i pagamenti digitali, dalla retta scolastica al buoni mensa, al bollo auto della regione, ovviamente, perché a quant'altro. Ecco, è un tassello fondamentale di questo, è un'altra risorsa che secondo me è fondamentale per se vogliamo realizzare questo ecosistema digitale. Ultimo, e poi più o meno sono arrivato, come dice, nei tempi, abbiamo un progetto che noi chiamiamo Veneto Smart Platform, che è l'idea quella di realizzare un'unica piattaforma, non solo l'idea, anche una tecnologia esistente, tra le principali autorità urbane del Veneto. In questo momento abbiamo messo assieme Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Montebelluna, e poi siamo riusciti a connettere anche un pezzo di Veneto orientale, un'unica piattaforma di raccolta dati. In questo caso sono dati che derivano fondamentalmente dalla mobilità, dati che derivano da reti di IoT locali presenti sul territorio e che ci permettono di raccogliere informazioni sulla situazione di alcuni particolari. Questa rete, questa infrastruttura è interessante non tanto perché è tecnologicamente all'avanguardia, non soltanto perché raccoglie 50 comuni o quant'altro, perché alla base di questa infrastruttura tecnologica c'è un primo tentativo di data governance regionale. Cioè qui, assieme all'autorità urbana, a 50 comuni, a una serie di soggetti che stiamo integrando come CAV, come ARPA, come altre realtà, stiamo cominciando a ragionare, a darci delle regole su come far condividere i dati nei nostri circuiti, come poi rimetterlo in condivisione. Il dato viene prodotto localmente, viene in parte, alcuni di questi dati vengono poi condivisi a livello regionale, ma a livello regionale restituisce dei dati a livello locale. Ecco, il tema della data governance, il tema di darci delle regole per la condivisione, la valorizzazione dei dati in una logica ovviamente di governo del territorio, di programmazione, di gestione delle emergenze, ma soprattutto di migliori servizi ai cittadini, rappresenterà la vera sfida dei prossimi anni.
Questa, se non ricordo male, era la mia ultima slide, quindi interrompo la condivisione. Quindi Stefano, in 2 battute provo a sintetizzare. È stato un percorso bello, come forse l'avete anche un po' capito dalla passione con cui ve lo racconto, ma mi sono divertito, ma soprattutto ho imparato un sacco di cose, e questo, come sempre, è la prima cosa nella vita. Se uno impara tante cose, vuol dire, secondo me, vuol dire che le cose sono andate bene. Quello che emerge chiaramente, ed era la seconda parte del mio ragionamento, che ci sono una serie di risorse che anche il mondo del turismo può usare. Queste risorse ovviamente sono risposte a disposizione di tutti, perché le ha finanziate la regione, dai dati all'API, agli Innovation Lab, alle palestre, al modello di data governance, e queste risorse ovviamente diventano quelle che io ho chiamato delle precondizioni perché il mondo del turismo riesca veramente, assieme a tutti gli altri sistemi su cui noi stiamo lavorando, a realizzare quell'ecosistema digitale fondamentale per far fare un salto ancora più performante al sistema della nostra regione.